Benvenuti, benvenuti a Dietro le Quinte, conversazioni informali con i personaggi dello spettacolo. Oggi faremo una chiacchierata con Belia Martin per proseguire con Giuseppe Pambieri e ancora Rossella Seno. Incominciamo subito con Belia Martin. Ciao Belia, come va? Ciao, 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 ciao. Allora, tu Benissimo. intanto tu ti colleghi da Madrid, giusto? Giusto, giusto, sì. Giusto, com'è la situazione dello spettacolo lì a Madrid? Noi in Italia siamo veramente seriamente provati da questo coronavirus perché di fatto è già un anno che tutte le maestranze dello spettacolo non lavorano. Di lì invece come funziona? Niente, che ti posso dire, la situazione in Madrid è complicata, è difficile, non si lavora, diciamo che per fare lo spettacolo è tutto chiuso per questa situazione di coronavirus, quindi ehm, veramente l'artista si trova in un momento, in un periodo della sua vita che mai avrebbe immaginato, avere tutto Certo. chiuso per un spettacolo incredibile. Certo, allora c'è già un primo intervento da parte di un tuo ammiratore, si tratta di Giovanni che ti chiede, tu hai fatto diverse interpretazioni, però quella che mi è piaciuta di più è Sister Act, che ti ricordi di questo musical? Di questo musical mi ricordo assolutamente tutto. Ti posso parlare del primo giorno quando sono arrivata a Roma per la mia prima volta, diciamo che mi sono trovata in un palco in Italia. Quindi per me c'è stata una situazione, un periodo bellissimo, mi ricordo lo spettacolo con una magia, con una forza, con una voglia di dare al pubblico, di sentire per la prima volta, diciamo, io ho fatto spettacolo tanto fuori dalla Spagna con un altro musical, però non è la stessa cosa, questo di Sister Act c'è stato proprio sì, so special. Speciale, certo. Sì. E poi ancora c'è la nostra Alessia che ti chiede a quale musical le piacerebbe partecipare in futuro e ancora Floriana, secondo te il teatro è condivisione? Wow, diciamo, a me mi piacerebbe fare tutto, veramente tutto, soprattutto spettacoli che ti fanno rimanere, no? Che ti cambia un po' il pensiero, che apre un po' la mente, ti fa sentire qualcosa e soprattutto voglia di sentire alla gente un'altra volta sul palco. Quindi per me farò tutto, tutti spettacolo, diversi ruoli, tutto perché comunque anche io proprio mi diverto tantissimo sul palco. Quindi per me è Certo. tutto un lavoro, però è E poi vita. c'è ancora Francesco che ti chiede come è nata la passione per il canto. Viviana invece hai mai incontrato Whoopi Goldberg? E ancora Giampaolo ti chiede ciao, ma Belia e Deloris di Sister Act hanno dei punti in comune? Allora, come è nata la passione per il canto? Nata la passione per il canto. Nata la passione per il canto da piccola guardando i film, io lo ripeteva tutto, lo cantava tutto, quindi la mia madre mi ha detto allora mi sa che hai bisogno di studiare un po' di canto seriamente, quindi mi sono messa al conservatorio, ho studiato canto classico, lirico e dopo di quello mi sono messa, guarda, non ho fatto un'altra cosa in vita mia che musica, quindi eh, da quando sono piccolissima sento la musica di Barry White, di Winnie Houston, pure Maria Callas, quindi a mia casa, diciamo che la mia mamma è cubana, quindi si sente la musica dappertutto. E una cosa che lei ha è che ti fa sentire tutto stile diverso di musica, quindi io amo tutti i stili, tutti. Mi piace tutto, lo Certo. studio E tutto. poi c'era Giampaolo che ti chiedeva, ma c'è qualcosa in comune con il personaggio, la protagonista di Sister Act? È la voglia di cantare, la voglia di far sentire lei c'ha un amore dentro grande che io penso che anche pure ce l'ho, no?
La cosa vicina a Deloris, magari un po' matta, no? Si può dire così? Sì, certo, certo. Quindi, comunque Certo, con me certo. mi trovo un po' matta, un po' diciamo una bomba, un'esplosione, no? Ogni tanto Certo, e poi c'è la nostra Viviana invece ti chiede, ma c'è un rito scaramantico che tu esegui prima di esibirti? Quello non so se si può dire, perché sono un po' fritti io, faccio tante cose prima di andare sul palco, però soprattutto mi piace sentire, prima dello spettacolo, prima di tutto mi piace sentire il palco, quando diciamo tutto è vuoto e al buio, e mi faccio una piccola passeggiata per tutto il teatro da sola, quindi quello è un segreto, però mi faccio come un piccolo fantasma, mi faccio una passeggiata per il teatro perché mi piace vedere come troverà la gente quella da sua posizione, come mi troverà sul palco, quindi voglio sentirmi tanto Certo. E poi sul la palco. nostra Simona, sì, e la nostra Simona invece ti chiede, hai interpretato anche questo musical, Sister Act, nella versione spagnola. Che differenza hai sentito nel ruolo, nel tuo ruolo, dalla Spagna all'Italia? Che differenza c'è? Oh, beh, che diversissimo. Cioè, non posso dire dalla Spagna c'è stata una direzione diversa dall'Italia e il direttore c'è stato Saverio Marconi, quindi dopo di quello non ti posso dire nient'altro. Grande Saverio per me c'è stato proprio un regista da scandalo, da spettacolo, una cosa, è un fuorilegge, legge. Legge, Pazzesco, certo, sì. è E poi pazzesco. c'è anche Simona Garofalo che ti chiede, secondo te il punto di forza della tua protagonista qual è? Il punto di forza di Deloris mi sa Sì? che è la voce e anche la forza che lei ha dentro, la forza di fare vedere quello che lei ha, diciamo la sangue calda. Cioè, lei è un'esplosione, quindi mi sa che quella è la forza del ruolo, che dopo, ossia, diciamo, lei ha la forza, però comunque c'ha dietro tanto da portare, tanto di farsi vedere, tanto di dire alla gente, tanto di amare, tanto di trovare l'amore, di trovare la forza, di trovare, di vedersi in un punto dove trova l'amore, e l'amore in generale, non solo l'amore per un uomo, per una donna, è l'amore in generale. Diciamo, quella è la forza di Certo, Deloris. prima stavano scorrendo le immagini della Bottega degli Orrori. Che ti ricordi di questo musical invece? Ridere e grande Giampiero, grande Fabio, grande tutti i miei compagni. Questo è uno spettacolo che comunque mi sono trovata strana perché c'è stato un ruolo veramente complicato per me, diciamo un ruolo che ha fatto sempre un tipo di donna, e ora trovarmi io, una ragazza nera, facendo questo ruolo, anche parlando di una cosa importante che è diciamo il maltratto per le donne, c'è stata proprio una sfida bellissima, vocalmente c'è stato proprio comunque una sfida, e lavorare con tante persone grandi sul palco, ti parlo di tutto sul palco e dietro le quinte, c'è stata proprio un'esperienza bellissima che comunque Certo, voglio sì, tornare a sì, fare. certo. E poi ancora i nostri amici sono curiosi di sapere che progetti hai per il futuro, che cosa ti piacerebbe fare, che ruolo, che spettacolo, che musical, una volta che si ripartirà con lo spettacolo a tutto tondo. Beh, questa volta sto lavorando io come produttrice, si dice così? Sì, Produttrice. certo. Ho scritto un piccolo spettacolo che magari porterò, mi piacerebbe tantissimo portare questo piccolo spettacolo, è una commedia per portarla sul palco tanto in Italia come in Spagna. Quindi sto lavorando a quello, sto facendo proprio anche una piccola recopilazione
delle canzoni un po' più vecchie per portare avanti i piccoli concerti, e diciamo che con questa pandemia ci ha fatto un aiuto per continuare a creare, no? Diciamo che Certo, sì, serve sì. una motivazione. Però è anche vero che ci vogliono anche delle belle idee e bisogna Sì, essere creativi come lo sei tu, che sei sia tanti, appunto dietro le quinte che anche sul palcoscenico. La nostra sì. amica invece Rita ci chiedeva, ma ci sono stati dei momenti della tua carriera che hai pensato di abbandonare tutto? Mai, Mai. no. Quindi che cosa consiglieresti? Che cosa consiglieresti ai giovani che vogliono intraprendere questa professione? Che cosa bisogna fare? Bisogna fare sempre, sempre, devi stare studiando, sempre devi essere attento, ma soprattutto devi amare quello che sei. Guarda, che questa è una professione, però soprattutto è la tua anima. Tu sei così, tu sei nato così, quindi no, non c'è un'altra, parlo per me, non c'è un'altra scelta. Mi piacciono tante cose, però la musica c'è stato per me, è la mia vita, è la mia professione che si deve studiare, che la devi prendere sul serio e lavorare sempre su quello, però veramente è la mia vita. Io sono così, cioè non è Belia la musica, cioè Belia è uguale a musica, Belia è uguale a questa professione, quindi io non mi trovo facendo un'altra cosa. Assolutamente. E poi c'è la nostra amica Carla che ci chiedeva a quale artista ti sei ispirata o ti ispiri? Tanti, ma in questo periodo non so perché Oprah mi piace tantissimo. Viola Davis, cosa dire, in questo periodo sto con ispirazione di grandi donne che ti ispirano una grande forza sul palco. Whoopi Goldberg è una ragazza che veramente sì, l'ho conosciuto nel primo Sister Act, è una signora che ti ispira una serietà, una disciplina, un modo di fare delle cose che diciamo si assomiglia di me. Cioè, io sembro quella matta però comunque una disciplina, un essere di luce che propriamente una volta che apre la bocca tu devi rimanere proprio a sentirlo perché sono incredibili, quindi grandi Grandi donne ce donne le dello spettacolo. Ok, sì, allora che dire Belia, grazie mille di essere stata con noi questo pomeriggio e di averci fatto sognare il musical e lo spettacolo. Però diamo tutti grazie. appuntamento ai telespettatori nei teatri di tutta Italia, ma anche all'estero, a Madrid con nuove produzioni e perché no, Belia in una nuova veste, quella di produttrice oltre che attrice. Grazie mille Belia, alla prossima, ciao! Grazie mille, baci, ciao ciao ciao, ciao Ciao! ciao a tutti. E noi proseguiamo con Giuseppe Pambieri che ci parlerà di Nota Stonata, tra l'altro proprio questo pomeriggio sulla Rai con Carlo Greco, regia di Moni Ovadia. Sentiamo un po' di che si tratta. Ciao Giuseppe, come va? Bene, bene, buonasera a tutti. Allora, c'è questo nuovo spettacolo, Sì. che si chiama Nota Stonata, anche scritto, non solo interpretato, ma anche scritto da Carlo Greco. Raccontaci un po'. No, è scritto da Didier Caron. Tradotto da Carlo, sì. Carlo Greco a Parigi ha visto lo spettacolo, è andato a trovare l'autore e è riuscito ad avere i diritti. È un testo che ha avuto un grande successo sia in Francia che all'estero ed è stato venduto in molte nazioni. E quando me l'ha fatto leggere Carlo Greco, io sono impazzito. È rarissimo che mi capiti che leggendo un testo subito mi piaccia in modo totale, lo vedo già rappresentato. Ecco, è stato così e Monio Vadia l'ha letto, è rimasto entusiasta e ha accettato di fare la prima regia fuori dall'ambito dei suoi spettacoli. Abbiamo debuttato a Borgio Verezzi, il Festival di Borgio Verezzi, dove io sono stato diversi anni, è al 54esimo anno di questo festival, importantissimo in teatro, vicino a Savona. Abbiamo debuttato, è andato benissimo lo spettacolo, ovviamente c'era il distanziamento, eravamo appunto l'estate scorsa e speravamo di poi fare un po' di tournée, che c'era una grossa richiesta.
Purtroppo poi si è bloccato tutto, come sappiamo, e quindi adesso siamo in attesa, sperando di vedere finalmente un po' di luce in fondo al tunnel, di riprenderlo adesso per la prossima stagione, insomma da settembre, ottobre, novembre, e poi proseguire. Ecco, e allora spettacolo... c'è subito una domanda di Alessia su questo spettacolo e poi una curiosità di Giovanni. Leggiamo prima Alessia che dice: quanto c'è di lei nel personaggio che interpreta in Nota Stonata? Non moltissimo, nel senso che io vedo il personaggio, leggo il personaggio, poi mi butto e cerco di interpretare il personaggio. Diciamo che in questo sì, ci sono delle cose, perché dentro poi tutto sommato adesso però bisogna che racconti un po' la storia senza arrivare ai particolari, perché mi spiace togliere lo spettatore, però si avviene tutto in un camerino ed è un incontro fra un grande direttore d'orchestra che fa Carlo Greco e questo io che faccio questo fan che lo importuna all'inizio dello spettacolo, dopo lo spettacolo, chi viene a chiedere l'autografo è insistente, arraffone, eccetera. Poi pian piano l'aria si fa sempre più tesa e in questo confronto si arriva proprio a una reiterazione, no? Adesso non vorrei specificare, però il rapporto è con una nostra vita giovanissima in un campo di concentramento tedesco. È un problema ebraico e tutto si svolge con questi due personaggi con tre finali incredibili, e adesso non sto a spiegare per non togliere la curiosità del pubblico, ma ha avuto un grosso successo già. Poi l'abbiamo anche fatto, abbiamo fatto una ripresa ed è stata mandata su Rai 5. Anche quella ancora è visibile, fra l'altro, lo spettacolo su Rai Replay. Certo, poi c'era allora il nostro amico Pasquale invece che ti ricordava nelle Sorelle Materassi, incantesimo, squadra antifurto, li faceva Tapparella, però fu doppiato in romanesco. Dice: spero di vederla prestissimo in TV. Allora, che ti ricordi di queste esperienze? Allora, Tapparella, famoso Tapparella, fa parte di quei film trash movie, no? Che ama tanto Tarantino negli anni 70, ed è un personaggio molto bello, il capo di questa banda di scassinatori, e però è rimasto molto impresso nell'immaginario. È incredibile questo, ogni tanto me lo ricordano in molti, io tante volte cado dalle nuvole, ma sono con tutte le cose che ho fatto, vi ricordate di Tapparella? Sono state il mio proprio primo successo, grossissimo, quando poi la televisione la vedevano in 20 milioni ogni sera, quindi insomma era un'altra storia, no? E niente. E poi c'è invece la nostra amica Monica ti chiede, lei ha fatto sia l'attore che il doppiatore, che cosa preferisce? Ma l'attore assolutamente, a parte che il doppiaggio io non lo amo molto, l'ho fatto ma pochissimo, e l'ho fatto su me stesso, ho doppiato anche uno spettacolo di Shakespeare della BBC, poi ho fatto diverso doppiaggio quando ero proprio all'inizio della carriera, però non mi piace star chiuso dentro in uno studio e dare la voce agli attori. Si impara molto, è importante doppiare i grandi, perché se insomma fai una routine e doppi personaggi mediocri non ti serve molto per la professione. Però capisco, ed è importantissimo, sappiamo tutti che importanza ha il doppiaggio, soprattutto in Italia, dove non ci sono i sottotitoli, e quindi è fondamentale, no? Certo, e poi il nostro amico Giorgio invece ti chiede: come è cambiato il tuo approccio alla scelta dei personaggi negli anni? Non saprei questo, perché vabbè, in effetti un po' cambia, perché avendo avuto esperienza di tantissimi personaggi è chiaro che pian piano c'è una selezione, no? E poi dipende, se mi vengono proposti o sono io a proporli. Ovviamente se sono io a proporli sono i personaggi che ho voglia di fare e interpretare. Se mi vengono proposti li leggo, giudico, eccetera, ma noi abbiamo una grande fortuna. Questa è una professione che io adoro, perché abbiamo la licenza di entrare
in qualunque mondo psicologico, in qualunque situazione, no? Possiamo essere assassini come santi, possiamo entrare dappertutto e viaggiare dentro delle situazioni che noi nella vita non affronteremmo mai, e invece siamo costretti a entrarci dentro anche con verità, perché il teatro, se non ha verità, non arriva a niente, ricordiamocelo. Deve essere sempre... Assolutamente, certo, d'accordissimo. Allora, ascolta, ci sono ancora altri interventi. Rita ti chiede cosa direbbe a chi vorrebbe intraprendere questa carriera, e ancora Simona invece fare cinema oggi è ancora più difficile del solito. Com'è che ha reagito al cambiamento nel suo lavoro durante la pandemia? E ancora Rita, quanto è difficile, Simona Garofalo abbiamo sentita, Rita, com'è difficile affermarsi nel mondo dello spettacolo? Allora, la prima era Sulla pandemia, come è cambiato il modo di fare spettacolo, soprattutto in questo periodo? Beh, il periodo è stato terribile perché insomma chiuso in casa. Certo, io non sono più un ragazzo, quindi soffro meno perché non è che uscissi tutti i giorni, eccetera, però il problema è che mi è mancato il palcoscenico. Mi è mancato. oltretutto sono riuscito a fare un personaggio bellissimo in un film di Francesco Bruni che si chiama Cosa sarà, che è già uscito, è andato al Festival di Roma, e anche lì poi siamo stati bloccati nella programmazione, però è andato recentemente anche su Sky. È un film che amo moltissimo, è un personaggio, faccio il papà di Kim Rossi Stewart, ed è andato molto molto bene in critica. E infatti Simona proprio adesso ha scritto che cosa hai in comune con questo personaggio, di Cosa sarà, che cosa c'è in comune con te? Beh sì, lì ci sono diverse cose in comune, c'è questo guardarsi dentro, non certo la fatuità del personaggio, ecco, quella un po', sono un po' lontano io da questo cliché, no? Lui è uno superficiale, che ha lasciato la moglie, eccetera, non ha rapporti molto frequenti col figlio, se non in questo caso, ha un amante, poi ha avuto un trascorso che gli ha portato una figlia illegittima, che però sarà poi il deus ex machina del film, sarà quella che salverà poi il personaggio di Kim. Certo, poi ti chiedevano un po' di consigli. I consigli da dare per chi vuole fare spettacolo e come si ha successo. C'è un segreto per avere successo secondo te? Il segreto è averlo dentro, è crederci fino in fondo, essere convinti di quello che fai, credere moltissimo. E se lo vuoi fare, perché io, quando spesso vengono ragazzi a parlarmi, dicono mi piacerebbe, eccetera, io dico a tutti: state molto attenti, perché un conto è apparire una volta in televisione, fare un personaggio, fare una cosa, eccetera, un conto è durare in questa professione, continuare. Quindi per me è importantissimo, consiglio a tutti le basi, e le basi sono il teatro, non c'è niente da fare. Se non c'è quell'esperienza forte teatrale, poi ti vengono a mancare i presupposti, ti viene a mancare la struttura su cui costruire la tua carriera. Comunque io dico a tutti, è difficilissimo, però quando sono entrato in arte io dicevano che il teatro era in crisi, lo dicevano anche prima e hanno continuato a dirlo. Certo. È un luogo comune che esiste da sempre, e io sono convinto che, certo, adesso la botta è stata durissima, però così comincia già. Si riprenderà, certo, qualche spiraglio c'è senz'altro, e quindi vediamo positivo, certo, guardiamo positivo. Allora, ancora i nostri amici Carla Monaco, cinema o teatro? Poi c'è Giampaolo invece che ti ricorda per incantesimo, dice qual è il segreto di un successo così grande? E ancora Giovanni che dice lei ha lavorato con Edwidge Fenech nella Poliziotta, fa carriera, ma ha fatto anche Re Lear in teatro, dice il segreto di questa carriera veramente multidisciplinare. Viviana Marrone, qual è il suo sogno Sofia Martino, qual è il suo sogno nel cassetto? Ha sempre pensato di voler diventare attore? Ma sì, perché io quando ero giovanissimo, mi ricordo, andavo al liceo, però in strada quando tornavo da casa, andavo da casa a scuola, eccetera, mi piaceva inventarmi dei monologhi. Improvvisamente mi prendeva voglia e parlavo dentro di me e mi sentivo Giulio Cesare, Napoleone, cose così. Poi devo dire,
un fatto particolare, mi piaceva travestirmi. E sotto Natale io sono uscito, mi sono conciato come un barbone, mi sono sporcato in faccia e sono uscito di casa all'insaputa dei miei, ho suonato il campanello, è venuto ad aprire mio padre e io con la voce camuffata gli ho chiesto l'elemosina e lui al momento ci è caduto in pieno, no? Poi da ridere, è chiaro, è finito. Però per dire che già avevo dentro qualcosa, la voglia proprio di cambiare, di entrare nei personaggi, di osservare molto la gente e cercare psicologicamente di entrare dentro. Ho avuto anche la fortuna di fare la scuola del Piccolo di Milano, di Strehler, che è stato un grande momento di insegnamento e quindi quello è anche servito. Poi sull'eclettismo, ecco, avete citato passare dalla commedia al film, batteria scarica, sto per scaricare la batteria. No, intanto noi abbiamo 2 minuti, non ti preoccupare. Allora, il tempo di salutare i nostri amici che ti chiedono. Allora, ecco, hai qualche rimpianto? Sono d'accordo. Hai qualche rimpianto, ti chiedono, nella tua carriera, oppure no? No, tutto sommato è andata via liscia. Poi c'è stata anche la comunione con mia moglie, no? Perché abbiamo fatto con Lia Tanzi diversi anni la compagnia insieme. Sì, certo. Poi in disparte, non ha più voglia di girare, eccetera. E mia figlia anche fa l'attrice, Nicole Cambieri. Forse faremo anche una cosa insieme prossimamente. E cioè, rimpianti, ci sono dei testi, ecco, delle tragedie, commedie, eccetera, che forse mi sarebbe piaciuto interpretare, adesso ho un po' passato gli anni. Ecco, è rimasto un po' Amleto non sono riuscito a farlo, ne ho fatti tanti attorno ad Amleto, che di Shakespeare, però Amleto mi è sfuggito. Relire l'ho fatto, infatti, ecco, mi piace molto passare anche dal comico estremo come Simon. Io ho fatto 2 o 3 testi di Simon dove proprio si fa ridere il pubblico ed è una cosa, credetemi, bellissima per l'attore quando riesci a coinvolgerlo nelle risate, nella comicità. Allo stesso tempo è molto bello entrare anche in una tragedia come quella di Relire, dove però ci sono anche momenti comici, perché ricordiamoci che in Shakespeare è sempre così, la tragedia ha sempre momenti comici, no? E quindi perché la vita è fatta di questo, insomma. Certo. Allora, salutiamo i nostri amici. Benedetta, Chiara, Carla Monaco ti chiede, Valeria Pinto, qual è il prossimo lavoro? Quale sarà il prossimo lavoro in cui ti cimenterai? Ma guarda, il prossimo lavoro dovrei fare, ormai è quasi sicuro, un film che stanno rimandando perché per i soliti motivi, ma dovrei fare un horror. Quindi ti vedremo in una veste inedita, molto interessante. Ti vedremo proprio in una veste inedita. Allora, che dire, Giuseppe, grazie mille per essere stato con noi questo pomeriggio. Ricordiamo a tutti i telespettatori, Nota Stonata con Carlo Greco, Giuseppe Pambieri, regia di Moni Ovadi, assolutamente da non perdere appena i teatri riapriranno come prima. In bocca al lupo per tutto e che dire, ci diamo appuntamento nei teatri di tutta Italia. Ciao! Grazie. Tutti, grazie. Ciao, grazie mille. Ciao. Grazie. E noi proseguiamo invece con Rossella Zeno, una cantautrice che ha un interessante progetto, si chiama Pura come una bestemmia. Sentiamo un po' di che cosa si tratta. Allora, ciao! Buonasera Teresa, buonasera a tutti. Ciao, allora parlaci un po' di questo disco. È un progetto discografico e devo dire che ho avuto l'onore di avere grandi autori che hanno scritto per me. È un disco sugli ultimi. Io da un bel po' di tempo in qua porto in scena gli ultimi e mi sembrava giusto dare voce anche attraverso un disco a loro. Quindi ci sono varie tematiche che affrontiamo. E per ultimi intendo anche la natura stessa che noi stiamo così mortificando. E quindi animali, tutti quelli che sono messi, come dire, in secondo piano, quelli che stanno al di là della vetrina. Certo. Allora, c'è subito un intervento, allora adesso Floriana, prima c'era Giovanni che ti chiedeva, lei ha fatto molte cose come attrice, tra cui Dottoressa Joe e diversi film al cinema, ha fatto boom, che ricordo ha di queste esperienze? Beh, boom, divertentissimo con Alessandro Di Carlo, poi io facevo una pazza punk, insomma, credo che sia la Priscilla il ruolo,
sono molto affezionata a quel ruolo. È stato un film, insomma, un'esperienza divertente, anche se poi in realtà quello che io ho sempre voluto fare è cantare. Però un po' per necessità, un po' per vocazione, insomma, ci siamo dati da fare anche altrove. E invece la nostra amica Alessia dice che ricordo conserva della Rossa di Venezia e della collaborazione con Claudio Insegno, mentre Monica ti chiede si sente più a suo agio nel ruolo di cantante o di attrice, e Floriana con quale artista, un attimo che mi è sparita, ecco, con quale artista ti piacerebbe collaborare? Allora, con Claudio Insegno, beh, che dire, è stata proprio una lezione, no? In ogni senso, per cui lui poi è simpaticissimo, oltre che un grande regista, grande attore. E lì poi, insomma, come dire, ho iniziato dove tutti gli altri finiscono, con una one woman show, per cui non avevo realizzato fino all'ultimo che cosa stavo andando a fare. Quindi non ti nascondo che c'è stato un momento di panico, però insomma è stata un'esperienza importante. Da lì è iniziato poi tutto, è andata benissimo, oltre a ogni aspettativa, quindi anche lì ho un ricordo bello importante. Certo. E ancora ci sono, Claudia, come è iniziata la tua carriera? E Simona Garofalo ci chiede, il suo è uno dei settori più colpiti durante la pandemia. Se non ci fosse stato il Covid, avresti già portato in teatro il tuo disco? E poi Viviana, cosa prova quando canta? Allora, da che domanda comincio? Allora, sì, avrei portato lo spettacolo, era pronto e in realtà l'ho messo su quest'estate, subito quando hanno riaperto praticamente i teatri, comunque gli spazi, e come è stato pronto me li hanno richiusi, quindi non ho fatto in tempo a fare neanche una data. Quindi lo spettacolo è pronto lì e quando riapriranno i teatri sarò ben felice di portarlo in scena. E poi non mi ricordo le altre domande, perdonami, ma ho la memoria. Come è iniziata? Ti chiede Claudia, come è iniziata la tua carriera? Ma in realtà tu non ci crederai, ma io ho iniziato ballando, che è una cosa che poi non so assolutamente fare, però ho iniziato così, danzando, sempre con l'amore per la musica, comunque per il canto. E poi c'è ancora Sofia, qual è la più grande fonte di ispirazione? Ti chiede. Le piacerebbe partecipare al Festival di Sanremo? Ci chiede Rita. E Giorgio, c'è una cover in particolare che vorrebbe incidere? Allora, guarda, come cover non ti nascondo che, a parte che ce ne sono infinite, però ultimamente ho sentito una canzone di un gruppo che è molto lontano da me, che sono i Maneskin, e che si chiama Coraline, e devo dire che è un brano che mi piacerebbe far riarrangiare e interpretare, perché mi ha particolarmente colpito. Poi, chiaro, vorrei cantare tutte le cose di Fossati, tutte le cose di De Gregori, tutte le cose di Capossela, tutte le cose di De André, tutte le cose... C'è un'infinità di materiale straordinario che vorrei reinterpretare. E al Festival di Sanremo ti chiedono, ti piacerebbe partecipare? Sai che non lo so, avrei una paura fottuta perché in realtà il fatto di stare lì e di essere giudicati, no? E poi si è belli massacrati quando si va a Sanremo, per cui non lo so, certo da una parte mi piacerebbe molto, dall'altra ne avrei un grande timore, però certo. E poi Giampaolo ti chiede come è nato il titolo Pura come una bestemmia, è un ossimoro? Ti chiede? Sì, decisamente sì. L'ho rubato a un autore, era il titolo di un suo spettacolo che non ha più fatto, io me ne sono assolutamente innamorata, l'ho fatto subito mio, perché sottolinea un po' l'ipocrisia della gente, di tutti quelli che si sentono tanto buoni, tanto puri, tanto devoti al prossimo e che in realtà poi no, ne combinano una dopo l'altra e vedono sempre negli altri, come dire, il male che invece provocano loro stessi. E poi Chiara ti chiede, c'è qualcosa che avrebbe voluto fare però non ha fatto? E ancora, ha mai incontrato difficoltà nella sua carriera? Beh, suppongo di sì. Ne sto incontrando ancora, però non è mai finita. Non è mai finita. Le difficoltà ci sono sempre, non si arriva mai. Bisogna sempre ricominciare per cui è una fatica incredibile, però è la bellezza di questo lavoro, il mettersi in gioco continuamente. E ancora, preferisce il mondo del canto oppure della recitazione? Ci chiede Chiara. In realtà io faccio tutti e due, nel senso che facendo teatro e canzone recito e canto allo stesso modo, leggo, insomma, non so se per deresponsabilizzarmi da qualsiasi ruolo, per cui
do molta importanza alla parola, che sia poi cantata o che sia letta o recitata, non è importante, l'importante è che arrivi il messaggio, che arrivi il contenuto. Certo, come si fa a non essere banali in questo mondo, nel mondo musicale? Come si fa a rinnovare i contenuti ad ogni creazione? Tu come lavori in questo senso? Io vado controcorrente, ma questo di natura, nel senso che mi ritrovo sempre a cercare, anche per quanto riguarda i vestiti, qualsiasi cosa, quello che o si usava tanto tempo prima o si userà tanto tempo dopo. La stessa cosa secondo me è per l'arte in generale, non bisogna, bisogna seguire un proprio istinto, non accodarsi alle mode, no? Perché poi tendiamo sempre a fare quello che già fanno gli altri. Invece se noi cerchiamo di seguire un nostro istinto e la nostra creatività, sicuramente saremo molto più originali. Certo, e a proposito di originalità, parliamo di questa principessa. Infatti proprio adesso ci scriveva Simona, Principessa è il nuovo singolo estratto dall'album Pura come una bestemmia. Che cosa rappresenta? Ahimè, questi anni impietosi che ci saltano al collo e ci lasciano segni indelebili, chi di noi non la sta affrontando questo dramma, diciamo, no? E quindi parla proprio di questo, c'è una frase che racchiude un po' il senso di tutta la canzone, che è la gioventù è un lusso, quindi quando si è giovani bisogna non buttarlo il tempo, bisogna investirlo nel miglior modo possibile, perché poi a volte ti giri indietro ed è tardi. Assolutamente. E Carla prima ci chiedeva, ma hai un sogno nel cassetto tu? Ne ho tantissimi. Uno, il principale, a me piacerebbe tanto andare in Francia, fare qualcosa in Francia, perché io amo la chanson e quindi mi piacerebbe molto collaborare con qualche artista francese, non lo so, fare qualcosa lì. Io sono molto attratta anche dal cinema francese, mi piace perché è molto introspettivo e analizza come dire, l'interiorità, va dentro, va in profondità e questa cosa mi piace molto. Ma è vero che all'estero magari c'è un'attenzione diversa per lo spettacolo rispetto all'Italia? Vedi l'estero come una piazza diversa? Ma diciamo che forse sì, forse c'è più meritocrazia o forse magari si dà più attenzione al proprio, a quel che accade nel proprio paese, ecco, mentre noi abbiamo sempre un occhio verso l'esterno, verso gli altri, no? Gli altri paesi, insomma, spaziamo altrove, invece credo che altri paesi siano più attenti a quello che succede nel proprio paese e proteggano anche in qualche modo quel che accade, no? I propri artisti. Insomma, noi artisti l'abbiamo visto anche in quest'ultimo periodo, purtroppo siamo considerati gli ultimi degli ultimi. Non abbiamo nessun valore in questo paese, ahimè. A meno che tu non faccia parte del mainstream e non sia quel grande nome, tutti gli altri, insomma, sono considerati meno che niente. Parliamo invece di ispirazione. Come nasce l'ispirazione per le tue creazioni? Da che cosa parti? Una storia, un'immagine, un film, della musica, un ricordo? Da cosa parti? Un libro che hai letto, sì, no, accade proprio così, nel senso che guardandosi intorno, osservando l'altro, guardandosi intorno, guardando ciò che accade intorno a te. Ad esempio, che ti posso dire, la storia su Simona Cossack, avevo letto una sua cosa e mi aveva attratta questo personaggio che aveva lasciato il mondo cosiddetto civile per trasferirsi in questa piccola fascia che era rimasta della foresta di Bielovescia, e adeguandosi ai ritmi lenti della natura, perciò vivendo in una grotta senza acqua corrente, senza energie elettriche, insomma, quanti di noi, no? Ogni tanto vorrebbero sparire da tutto e da tutti, rifugiare, però chi ha il coraggio realmente di farlo? Lei l'ha trovato, quindi è grande ammirazione a tal punto che le ho dedicato una canzone, così come Stefano Cucchi, per cui l'ingiustizia o tante altre cose, insomma, da cui vengo, come dire, attratta anche per una questione di ingiustizie, non lo so, ecco, come dicevo prima, dare dignità, avere rispetto verso l'altro, farlo attraverso... Assolutamente. Te la ricordi tu la tua prima esibizione? Com'è stata? La mia prima esibizione, guarda, ero al Cantamare con Jocelyn
Sono arrivata con il mio Diane, mi ricordo che lui è rimasto talmente scioccato da questa cosa, io vengo da Venezia, ora vivo a Roma ma vengo da Venezia, e io ero partita con il mio Diane da Venezia, ero arrivata in Sicilia e lui questa cosa l'aveva, Cefalù, dove si svolgeva appunto il cantamare, a lui questa cosa lo aveva così colpito a tal punto che mi aveva proprio presentata in questo modo. Quindi avevo portato una canzone rigorosamente in playback, erano proprio i primi passi che muovevo nella musica. Ok, allora ultimissime domande. Viviana ti chiede quanto ha influito Venezia nella tua creatività e nel tuo percorso artistico, e poi c'era un'altra curiosità da parte di Carla che dice quanto conta avere curiosità in questo mestiere. La curiosità è fondamentale, se non hai curiosità, come dicevo prima, ti adegui a quel che c'è e quindi sei meno creativo o assolutamente non creativo. Venezia ha quel fascino, quel mistero, no? Quindi ti porta ad immaginarti, a essere altrove, e quindi probabilmente si è influito molto. Molto, assolutamente, certo. Allora, grazie mille di essere stata con noi questo pomeriggio e di averci fatto così rivivere la tua bellissima musica. Ci diamo appuntamento ovviamente, questa volta però di persona, in tour in tutta Italia. Grazie mille e alla prossima. Ciao! Grazie a voi, grazie Teresa per l'invito e grazie a voi tutti. Buona serata, buon fine settimana. Ciao! Ciao! E anche per questo pomeriggio è tutto. Per rivedere tutte le puntate www.dietrolequintetv.com e per le vostre segnalazioni info @dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima settimana.